Cosa ha rappresentato per te l'avventura a Napoli? Perché tu sei arrivato dall'Udinese, hai fatto uno step successivo della tua carriera e a Napoli hai debuttato in Champions, se non sbaglio, e comunque hai lottato per obiettivi sempre più importanti. Chiaro, dopo Udinese arrivare a Napoli per me è stato una grande step perché non è semplice giocare qui, perché hai pressione, ogni giorno devi lottare, devi vincere, però in questi 4 anni secondo me abbiamo avuto una grandissima rosa, abbiamo giocato anche bene, sia in Champions sia in campionato, e io personalmente sono cresciuto tantissimo. Te la ricordi la presentazione? Certo. Perché 11 anni fa leggevo prima proprio la data, quella scena con la maschera da leone è una di quelle cose che io ti dico la verità, forse tra 20 anni ancora se ne parlerà. Ma, cioè, come te la ricordi quel pomeriggio che poi veramente è rimasto nella storia? No, mi ricordo benissimo, ogni secondo mi ricordo. Avevamo a Castelvolturno il controllo di salute, poi il presidente pensava cosa possiamo fare, come ti posso presentare, pensavamo, e poi ha visto una maschera. Questa maschera era di Pocio, e poi naturalmente quella maschera mi ha regalato. E ha detto, ah, questa è una bellissima idea, ti metto la maschera così facciamo la presentazione sia la maglia e sia la mia transfer.